voglio ancora bene, ma tu non sai perché l'unico amore sei stata tu per me, ma tu per un capriccia tutte distrutta oine, ma Dio non ti perdono quella che fatta a me. Avant de présenter, prime de présenter, et le premier artiste, je voulais parler du problème de la incompréhension. Compris? Une fille, hein? Une fille, figliole, s'est fidancé avec un garçon negro. E allora senza scrupoli del taxi l'incominciai a toccare, ma lei con fare ingenuo mi disse non si fa. Andiamo prima a Frisio, che adesso non è ora, io sto all'Hotel Vesuvio, lei mi accompagna ancora. Ma dovete andare a tempo proprio. Uno, due, tre. Lei è Scorpio. No. Scorpione, sì. Se proprio vuoi tagliare il bel paese, non spezzettarlo in orizzontale, che io sono napoletano e sto a Varese. Dividilo se vuoi, ma in verticale, così Napoli e Varese rimangono dalla stessa parte e io posso andare e tornare da casa mia senza che c'è bisogno del passaporto. A nord i nordici, al sud i sud, quelli del sud. Bravo! A Milano i milanesi, a Bari i baresi. Bravo! Ho comprato la carcavella, La caccavella, per amore della mia bella, per amore della mia bella. della mia bella, Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla, di pasta frolla, me ne infischio anche di quella, canto questa serenatella. serenatella, Dimmi che ti ha fatto, ti ha promesso sul letto, sul stravotto, faccio l'occhio pesce. Pure a notte dentro al letto io vicino sul pescato, io per te mi comprometto parola d'amore. Parola d'amore, e dove il mare lunga tira fuori da me, su una vecchia terrazza davanti al portino. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. La voglia bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Abbiamo pregato fino alle 8 di sera, poi il frate ci ha detto che doveva chiudere il portone e siamo andati via. Per tornare a casa ci abbiamo messo più di 5 ore perché c'era tanto traffico che non si camminava. Mio padre era incazzato ma non ha bestemmiato perché aveva preso la comunione, però per tutto il viaggio ha parlato sottovoce. La vita del prete è fatta di dedizione e sacrificio. Se l'avessi saputo prima. All'inizio della mia vita ecclesiastica io facevo sempre domande ai miei confratelli.
per sapere, per cercare di capire com'era il tipo di vita che io stavo per abbracciare. E loro mi hanno fatto capire che qua di abbracciare non se ne parla proprio. L'unito po', che come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifania, ma tu puoi mettere in capo in ta cervella che stai malata ancora di fantasia. La morte, sai cos'è? È una riveglione.